Annuncio a sorpresa del trevigiano David Borrelli, uno degli uomini più vicini a Casaleggio, lascia il Movimento 5 Stelle. Motivi di salute, la spiegazione ufficiale, ma nessuno sapeva nulla. Nuova tegola in questa tormentata campagna elettorale. Autonomia si avvicina alla firma dell'accordo. Il governo ha presentato una nuova bozza che recepisce le richieste di Veneto e Lombardia dopo le controproposte di questi giorni. Incredibile tragedia a Negrar nel Veronese, 51enne scende dalla jeep per scaldare il motore, ma l'auto riparte in retromarcia, lo travolge e lo uccide. Vani i soccorsi. Ha messo a segno 2 rapine a mano armate in poche ore a Padova, ma è responsabile anche di 2 colpi nel veneziano. I carabinieri arrestano un ricercato croato. Pugno duro contro i furbetti del Casello, siglato oggi tra Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e Autovie Veneto, un protocollo per attivare le modalità più innovative nel recupero dei pedaggi non pagati. I carabinieri del Corpo Forestale scoprono a Cavarzere, nel veneziano, un recinto dove si trovavano alcuni asini in condizioni precarie, uno degli animali morto, gli altri salvati in extremis. La festa del martedì grasso tra Venezia e Treviso, dal trionfo della Maria del Carnevale 2018 ai carri mascherati nel centro del capoluogo della Marca. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, che si apre con la politica e l'annuncio a sorpresa del grillino trevigiano David Borrelli, che ha annunciato di lasciare il Movimento 5 Stelle, un annuncio shock per il movimento che sta attraversando anche la tempesta in queste ore del caso rimborsi. Ebbene, motivi di salute, la spiegazione ufficiale, ma anche di questo, così come della decisione di andarsene, nessuno a quanto pare sapeva nulla, ed è l'ennesima tegola in una tormentata campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle. Un nuovo fulmine a ciel sereno per il Movimento 5 Stelle. L'europarlamentare trevigiano David Borrelli, grillino della prima ora tra i fondatori dell'associazione Rousseau, vicinissimo a Davide Casaleggio, ha lasciato il movimento passando a Bruxelles al gruppo dei non iscritti. A comunicarlo con una nota ufficiale la capodelegazione grillina al Parlamento europeo Laura Agea, che parla di una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Di fatto, secondo la comunicazione, Borrelli non lascia l'incarico di eurodeputato ma soltanto il movimento. Lui, che solo una settimana fa sulla stampa aveva avuto parole dure contro il diktat interno ai candidati di andare in cerca di nefandezze per screditare gli avversari, decisione che lascia interdetti non solo perché i 5 Stelle perdono un fedelissimo. Borrelli nel 2008 era stato il primo consigliere comunale eletto in Italia per il movimento, ma anche perché l'annuncio arriva in pieno scandalo dei rimborsi e chiedere spiegazioni al diretto interessato è un'impresa. Il telefono risulta staccato da stamattina. Prima consigliere comunale a Treviso, critico con l'amministrazione leghista. Sono i sistemi a cui siamo abituati, no? Il togliere le panchine, il mettere le cancellate, lo spostare il problema da un lato all'altro della città. Forse è il caso di cominciare a porsi delle domande, a chiedersi magari qualche perché, cercare forse qualche altra soluzione, magari più intelligente. Poi nel 2010 candidato alla presidenza del Veneto, infine nel 2014 eletto eurodeputato, fortemente convinto dell'importanza dell'impegno dei cittadini in politica senza filtri, così diceva nel 2012. Noi siamo un'altra cosa, siamo qualcosa di diverso, siamo i cittadini che entrano nelle istituzioni in maniera diretta. Altrettanto pronto a ritornare alla vita di sempre. Le persone devono prestarsi alla politica, fare 5 anni, regalare il proprio tempo per 5 anni a un'istituzione e poi tornare a fare il proprio lavoro. Poi la carriera politica, l'imbarazzo l'autunno scorso per l'incarico all'Europarlamento alla fidanzata nello staff di un'altra grillina con successiva rinuncia al contratto. Ora la decisione di lasciare il movimento, che lascia interdetti per primi proprio i compagni di partito. Ed ora parliamo dell'autonomia, un'autonomia che almeno nella sua forma della preintesa, parliamo ovviamente dell'autonomia del Veneto, sembra vicina, perché il governo, dopo le controproposte di Veneto e Lombardia, ha realizzato una nuova bozza che recepisce le nuove richieste e c'è fiducia per una firma a breve. Autonomia del Veneto, la firma dell'accordo con il governo che nei giorni scorsi sembrava allontanarsi, pare aver avuto nelle ultime ore un'insperata accelerazione. Ieri infatti è stata presentata a Veneto e Lombardia, le 2 regioni del nord che lo scorso 22 ottobre hanno votato referendum, una nuova bozza di intesa che va incontro a quelle che sono le richieste di Zaia e Maroni. In particolare, dal nuovo testo della bozza di intesa sarebbe stato eliminato il criterio della spesa storica, inserito invece nel primo documento come base per il trasferimento
trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, un criterio inaccettabile per il Veneto perché prevede il trasferimento alla Regione della stessa cifra spesa per quel capitolo l'anno precedente, un criterio che va a penalizzare quindi chi è virtuoso ed ha speso meno razionalizzando le risorse rispetto invece a chi per sprechi o inefficienze ha speso di più. Ebbene, il nuovo testo avrebbe sostituito alla spesa storica il criterio del costo standard, assai più gradito alle regioni virtuose come appunto il Veneto. Questo parametro prevede il trasferimento dallo Stato delle risorse per un servizio calcolate in base alle migliori condizioni di efficienza ed appropriatezza. Ecco dunque che sulla base di queste modifiche la nuova bozza d'accordo sull'autonomia potrebbe essere firmata a breve, come annunciato ieri a Milano dal governatore Zaia ad un incontro elettorale con Maroni e Toti. Ci hanno proposto una bozza di preaccordo che abbiamo, tra virgolette, contestato, abbiamo osservato, se ne hanno riproposto un'altra nelle ultime ore che sembra che sia molto più in linea con quello che chiediamo. Io spero si riesca a firmare, cioè questa è la nostra idea. E come sapete in questi giorni, in queste settimane stiamo chiedendo un impegno scritto sull'autonomia del Veneto a chi si presenta alle elezioni del 4 marzo, un impegno affinché, se eletto, porti avanti questo importante impegno. Ebbene, ad accettare senza esitazioni questo impegno è il Partito Repubblicano, che è uno tra i protagonisti delle prossime elezioni del 4 marzo e torna nell'agone politico, torna a presentarsi alle elezioni dopo ben 26 anni. Il primo punto del programma è la riduzione della spesa pubblica, unica vera strada per poter allentare la pressione fiscale. Torna a ripresentarsi alle elezioni politiche dopo 26 anni il Partito Repubblicano, l'unico tra quelli alle urne il 4 marzo che fu presente all'Assemblea Costituente. Determinante l'aiuto per la raccolta delle firme previste dalla legge di Alleanza Liberal Popolare di Denis Berdini. L'obiettivo è quello di rafforzare la crescita economica e dell'occupazione, quindi sicuramente dovremmo batterci per attuare e anzi rafforzare la strategia Industria 4.0 che è una delle leve che in questo momento stanno consentendo all'economia italiana e in particolare all'impresa manufatturiera di riprendersi. Zanin, manager di Marcon, il veneziano, è candidato per i repubblicani nel collegio di Treviso e accoglie senza esitazioni l'impegno che la nostra emittente chiede in caso di elezione a favore dell'autonomia del Veneto. Sottoscriviamo sicuramente questo appello, molti di noi in occasione dell'ultimo referendum consultivo hanno votato sì, quindi i repubblicani sono in grandissima parte autonomisti in favore di un rafforzamento dell'autonomia regionale. Per repubblicani e Alleanza Liberal Popolare il numero delle regioni andrebbe anzi ridotto e andrebbe previsto l'accorpamento dei piccoli comuni. Siamo favorevoli ad un rafforzamento dell'autonomia proprio per rendere più semplice la vita dei cittadini. Adesso apriamo la pagina della cronaca a partire da un'incredibile tragedia avvenuta questa mattina a Negrar. Morto schiacciato dalla sua auto davanti a casa, sembra essere questa la ricostruzione più probabile del tragico incidente verificatosi questa mattina a Montecchio di Negrar, sulla collina di Via Masetto. Marco Marras, 51 anni, era uscito dalla sua abitazione ed aveva messo in moto il suo fuoristrada. Poi è sceso dall'auto, che nel frattempo ha cominciato a muoversi in retromarcia, travolgendo il proprietario e trascinandolo nella scarpata adiacente alla carreggiata che percorre la collina. L'uomo è morto sul colpo, schiacciato dal peso della vettura ribaltata sul pendio. La prima ad intervenire sul luogo della tragedia è stata la moglie del 51enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti sul posto con l'elicottero, la polizia stradale ed i vigili del fuoco che con una gru hanno sollevato la vettura. Purtroppo per Marras non c'era più nulla da fare. Adesso il blitz che ha portato i carabinieri di Padova a bloccare un pericoloso rapinatore, un pregiudicato croato che aveva messo a segno 2 colpi in poche ore nel padovano e che nel suo passato aveva anche 2 raid nel veneziano.
I carabinieri lo definiscono un pericoloso rapinatore. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere 2 palazzi dopo una doppia rapina messa a segno a Padova nel giro di poche ore. Le immagini della videosorveglianza lo riprendono durante la rapina ad un negozio in via Tommaseo. Poco dopo, sempre armato di un coltello a serramanico, l'uomo, un 41enne croato senza fissa dimora, aggredisce e rapina una donna in via Vicenza facendosi consegnare la borsa e un cellulare. Importantissima qui la prontezza di un passante che prima chiama il 112 e poi insieme alla donna insegue il rapinatore. Sul posto arrivano anche i carabinieri. Lo raggiungono e riescono a bloccarlo, rinvenendo indosso all'uomo l'arre furtiva che lo stesso aveva poco prima sottratto alla donna. Gli uomini del nucleo radiomobile hanno messo in correlazione la rapina di via Vicenza con il colpo che poco prima era stato messo a segno nel negozio di via Tommaseo. Si è risaliti all'esercente che ha riconosciuto il malfattore sporgendo quindi denuncia per la rapina precedente. L'uomo quindi è stato arrestato per entrambi i fatti criminali che aveva perpetrato quel giorno. Un rapinatore pericoloso, non nuovo ad imprese del genere. Aveva dei precedenti specifici ed era anche destinatario di un ordine di cattura perché aveva consumato rapine nel 2005 in provincia di Venezia, 2 rapine. A proposito di rapine, ci spostiamo a Bologna, la paura per un 24enne veneziano, uno studente universitario veneziano minacciato di morte, pensate, soltanto per una bicicletta. Il 24enne veneziano, vittima assieme a 2 coetanei bolognesi dell'aggressione di altri 2 giovani del capoluogo emiliano, 24 e 34 anni, denunciati poi dalla polizia per rapine. Il veneziano e gli amici si trovavano ieri sera in pieno centro a Bologna quando da un locale sono usciti 2 giovani che le hanno avvicinati con la richiesta in tono minaccioso di 15 euro necessari per saldare il conto al ristorante. A rifiuto sono cominciate le minacce di morte con frasi pesanti come "vi posso anche uccidere, tanto non mi cambia nulla", cui è seguita la rapina non dei soldi ma della bicicletta di uno degli studenti. Gli aggressori, entrambi con vari precedenti di polizia, sono stati poi rintracciati poco dopo dove stavano importunando altri passanti. E a proposito di sicurezza e di sensazione, la necessità per molti di armarsi per difendersi è un tema caldissimo in questi giorni, un tema sempre attuale. Ieri abbiamo raccontato dell'assalto di tantissime persone, migliaia di persone alla Fiera della Caccia a Vicenza, la Fiera delle Armi. Ne è nata una polemica che vi raccontiamo in questo servizio. Abbiamo fatto mettere per quest'anno grandi manifesti, controlli della polizia dentro e fuori i padiglioni per il rispetto del regolamento. I bambini che entrano accompagnati dai genitori non possono toccare le armi. Purtroppo non è stato così. Lo aveva detto chiaro e tondo il sindaco Variati e c'era anche scritto a caratteri cubitali nei cartelloni all'interno della fiera, ma non è andata così. E le immagini dei bambini che imbracciano il fucile anche solo per guardare dentro quel minuscolo mirino stanno facendo il giro dell'Italia, arrivando a toccare anche le pagine di cronaca nazionale, e così il sindaco corre ai ripari. Mi farò parte intelligente perché Fiera l'anno prossimo vieti l'ingresso ai bambini, ancorché accompagnati dai genitori, visto che alcuni genitori non hanno ritenuto di rispettare le regole. Variati corre il rischio di prendere una decisione impopolare su un tema che ha toccato da vicino i vicentini, nella terra di Graziano Stacchio, di Franco Birolo, il benzinaio e il tabaccaio, finiti sul banco degli imputati per eccesso di legittima difesa. Sentirsi padroni in casa e sicuri, soprattutto per chi ha famiglia, è una cosa sacrosanta. Cioè non riesco a capire il motivo per il quale uno debba stare tranquillo, non lasciarsi prendere dal panico. Se ti entra uno in casa... Io ho una proprietà privata, nessuno ha il diritto di invaderla, poi se poi vengo minacciato è chiaro che bisogna reagire in qualche maniera. Il rischio probabilmente qui è molto alto e quindi io penso che su questa, per quanto riguarda la legge dell'appunto legittima difesa, bisogna fare molta attenzione. Penso che questo è un modo sbagliato per andare incontro
al volersi sentire più sicuri, anzi si crea più insicurezza. Che vadano i bambini in queste manifestazioni di armi, no, dei giocattoli sì. Oggi i ragazzi è troppo facile per loro avere in mano delle armi in generale, che possono essere coltellini e addirittura, come abbiamo visto, anche armi più pesanti, perché con l'avvento di internet. Mi sembra che sia doveroso da parte di uno Stato serio prendere coscienza di questo dramma che sta vivendo la società. Una svolta nelle indagini dell'assassinio brutale di un ex carabiniere del Padovano ucciso in Brasile. 2 sono in manette, altri 2 sono latitanti. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio attorno ai presunti responsabili dell'omicidio di Mario Simone, l'ex carabiniere in servizio a Piove di Sacco, Bagnoli e Conselve, ucciso a 52 anni nella città brasiliana di Igarapé, dove si era trasferito da circa un decennio. Secondo le informazioni trapelate dalle forze dell'ordine, i 2 arrestati avrebbero ammesso di avere già tentato di rapinare l'ex carabiniere 1 anno e mezzo prima del delitto. Simone era però riuscito a strappare l'arma ad uno di loro e li aveva messi in fuga. Il suo assassinio il 20 novembre scorso sarebbe quindi una vendetta per quello che era stato interpretato dai malviventi come un affronto. Si spiegano così le 2 dita barbaramente tranciate dal corpo della vittima con un macete. Identificati gli altri 2 componenti della banda, le ricerche della polizia continuano. Parliamo adesso di autostrade, di Autovie Venete in questo caso, con un protocollo, un patto siglato con la Polstrada del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di stangare i furbetti del casello. Un protocollo d'intesa per i portoghesi del casello. Non si tratta di punire i turisti di Lisbona o Coimbra, ma di tutti coloro i quali viaggiano lungo le autostrade italiane senza pagare il pedaggio. Il documento è stato firmato stamani dai vertici del compartimento della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e Autovie Venete, alla presenza del direttore centrale della specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla. Si tratta di strumenti di prevenzione e di potenziamento dei controlli, oltre a un corollario di azioni messe in atto per sanzionare i recidivi. Abbiamo a disposizione sia strumenti giuridici che strumenti tecnologici, strumenti giuridici che ci consentono quindi di poter da parte sia della Polizia Stradale che sia dei nostri addetti autorizzati di emettere delle sanzioni di tipo amministrativo e strumenti tecnologici perché soprattutto per i recidivi è possibile in qualche modo poi individuare chi abitualmente non paga il pedaggio e quindi poi successivamente poterlo in qualche modo sanzionare. Nel 2017 sono stati emessi 105.292 rapporti di mancato pagamento per un importo pari a 579.970 euro. Considerando che in media viene recuperato il 45% di quanto non pagato, la cifra evasa si aggira a circa 373.000 euro. Questi dati sono riferiti soltanto a quella parte di pedaggio che riguarda la rete di Autovie Venete e che viene scorporata dal totale della tariffa quando il tragitto percorso comprende più concessionarie. Nel 65% dei casi i furbetti del pedaggio sono stranieri, in particolare autisti di mezzi pesanti, il restante 35% sono cittadini italiani. Sicuramente bisogna ancora lavorare, ma proprio questi protocolli aiuteranno sicuramente proprio come deterrente a ridurre di molto questo fenomeno. 400.000 euro, ovvero 20 anni di stipendi arretrati non pagati, è quanto deve, stando a una sentenza del TAR, il Comune di Cittadella a un vigile urbano. Sentiamo perché. Una vicenda giudiziaria durata 20 anni e che non è ancora finita. Un concorrente si era classificato al secondo posto nel bando indetto dall'amministrazione comunale, ma il posto di vice comandante dei vigili urbani venne assegnato un dipendente interno, senza pescare dalla graduatoria. L'uomo decise così di fare ricorso, il comune fece appello e la vicenda finì al TAR, che ha deciso. Il comune di Cittadella deve risarcire l'uomo, pagandogli la differenza di stipendio tra il ruolo effettivo e quello di vice comandante che avrebbe dovuto avere, il tutto moltiplicato per 20 anni, oltre agli interessi legali. Il sindaco però ha già annunciato che farà ricorso al Consiglio di Stato. Ancora cronaca e poi 1000 volti del carnevale, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta al telegiornale del Veneto, ripartiamo dalla cronaca, un asino morto e 3 in gravi condizioni a causa di maltrattamenti e condizioni igieniche precarie. È quanto hanno trovato i carabinieri del gruppo forestale di Venezia in un recinto attiguo a un capannone nella zona industriale di Cavarzere. Dopo la
segnalazione di un residente. I carabinieri si sono subito recati sul posto assieme ai colleghi di Cavarzere e a 2 veterinari dell'US 3 Serenissima e si è capito fin da subito che la situazione era grave. Uno degli animali giaceva a terra già morto, mentre gli altri erano molto sofferenti, non potevano usufruire di alcun riparo dalle intemperie. L'unico ricovero possibile era troppo piccolo ed era completamente invaso dalle deiezioni degli animali. In più per loro il fieno era bagnato e in cattive condizioni. Vista la situazione di degrado confermata anche dai veterinari, i carabinieri hanno sequestrato la struttura e portato in sicurezza gli animali ancora vivi. Ora l'attenzione si sposta ovviamente sulle indagini per individuare i responsabili di questo maltrattamento. E adesso per parlare della crisi del libro e delle soluzioni per cercare di uscire da questa impasse, oggi in un vertice tra gli operatori del settore ci spostiamo a Limena, nel Padovano. Non c'è solo il dato inquietante di un esercito di italiani che non legge, c'è anche la scomparsa progressiva di quei luoghi chiamati da sempre a divulgare l'importanza della lettura. Librerie in crisi, serrande che si abbassano mentre l'e-commerce vola e le grandi catene la fanno da padrone. Librai indipendenti e operatori del settore non si scoraggiano e cercano soluzioni. Tavola rotonda con editori e autori, organizzata da Ali Confcommercio Veneto. Obiettivo: lanciare un messaggio alla politica. Negli ultimi anni ci sono state molte chiusure di librerie, circa 500 su scala nazionale, ci sono 13 milioni di cittadini italiani senza una libreria sotto casa. Quello che noi vorremmo fare è arrivare ad una legge che consenta alle librerie di poter operare nel loro lavoro quotidiano con una condizione di mercato che gli permetta di competere con la grande competizione dell'online e delle librerie di catena. Maggiore attenzione dunque anche un'altra proposta concreta. Potrebbe essere la detraibilità dei libri dalle spese fiscali dell'anno per le famiglie, perché quello che manca ancora in Italia è una sensibilità del valore che la lettura porta in sé per la formazione e la crescita della persona. La parola d'ordine è salvaguardare l'indipendenza degli operatori del settore. E gli autori cosa possono fare? Poco, secondo il grande narratore delle montagne Mauro Corona, o forse molto. Chi scrive in fondo ha un'arma importante, la sua penna. Il ruolo dello scrittore è farsi leggere, possibilmente essere meno noioso possibile, questo vedo. Come dargli torto? Adesso il carnevale e allora a Venezia nel pomeriggio c'è stata l'incoronazione della Maria del Carnevale 2018, ma la scelta c'era già stata ieri sera al Teatro La Fenice. Conosciamo la Maria 2018. È un'emozione troppo forte, non so nemmeno io cosa dire in questo momento. Devo ancora metabolizzare la cosa. Eccola, la nuova Maria del Carnevale, a pochi minuti dalla sua elezione ieri sera al Teatro La Fenice. Dopo 10 giorni di sfilate, lezioni di portamento e iniziative di solidarietà, Erika Chia, 19enne di Castello, ha vinto il concorso più ambito del Carnevale. Un sogno che per lei si corona. Io fin da quando sono piccola desideravo partecipare. Insomma, le Marie partivano da San Pietro di Castello, quindi le ho sempre viste. E quindi da quel momento lì dicevo, chissà, quando avrò 18 anni mi iscriverò. E così è stata una grande vittoria solo essere qui e vivere queste bellissime esperienze. Erika ha conquistato la giuria con il sorriso, la spontaneità e naturalmente la sua bellezza. Studentessa di economia aziendale a Padova raccoglie il testimone dell'Angelo 2018, Elisa Costantini. E di una cosa è certa, non lascerà la sua amata città. Venezia è la mia città, Venezia è la città che amo, Venezia io voglio vivere qui e cercherò di rispettarla in tutti i modi. Sono anche legata alle tradizioni di Venezia perché fin quando sono piccola sono nata e cresciuta in barca, perché grazie alla passione di mio nonno che mi ha trasmesso e che ha trasmesso come me anche i miei cugini, che è l'artigianato. L'incoronazione ufficiale davanti alle altre Marie e al pubblico nel pomeriggio in piazza San Marco in occasione dello svolo del Leon che chiude il Carnevale 2018. Grazie a tutti! Dalla bella Erika, un altro volto del Carnevale, ovvero quello dei carri mascherati a Treviso. A Carnevale ogni scherzo vale, dice un vecchio adagio, anche se di mezzo ci va la giuria della sfilata dei carri a Treviso. Tra l'altro scherzo riuscito, visto che i convocati non sapevano che la fine del percorso non era più in Piazza dei Signori. Quanta gente è venuta qui a chiedervi dov'è la sfilata? Tanti, soprattutto quelli della giuria che non sapevano neanche dove era il palco. Scherzi a parte, esame superato per la carica dei 20.000 che hanno partecipato a Treviso alla sfilata dei carri, con il nuovo percorso e soprattutto un nuovo arrivo in Piazza Vittoria. Una festa quasi per tutti, a parte chi non ha prestato attenzione ai divieti con questi inevitabili risultati.
Qualcuno si giustificherà parlando di cartelli appesi come questo. Presenza costante delle forze dell'ordine per un piano antiterrorismo puntuale ma discreto. Assemblamento carri in Piazza del Grano, inizio sfilata da Burchiellati, aperta dalle biciclette dell'abbraccio a sostegno della disabilità e un percorso che per evitare il cantiere di Piazza Duomo ha tagliato fuori Piazza dei Signori. Di certo le mura si sono dimostrate ancora una volta un'ottima postazione per assistere alla sfilata dei 18 carri arrivati da tutta la Marca, qualcuno in meno rispetto al passato. Abbiamo garantito sicurezza e divertimento col nuovo percorso. Può essere che ci sia anche il prossimo anno lo stesso percorso? Beh, visto che è andato molto bene, ci confrontiamo con gli organizzatori, potrebbe anche essere. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, ospiti in studio Raffaele Baratto di Forza Italia e Stefano D'Intino Sante, Sinistra Rivoluzionaria. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione, tanto sole ovunque, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra che sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà quasi del tutto sereno e limpido. Temperature massime tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole. Su tutta la nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, valori minimi oscillanti tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alta pressione e dunque prosegue il tempo stabile anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque con il cielo che si presenterà sereno su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime sotto zero tra -3 e -2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.